che hanno assicurato almeno divertimento e spettacolo. 3-3 e Avellino salvo. L'azione è in corso, 9 minuti del secondo tempo, Bettega, gol quasi da allenamento. 2 minuti appena ed eccoci al raddoppio. È un gol di Verza, sintesi di potenza e di tecnica. Ed ecco un momento importante. Alessandrelli, il re della panchina, va a rilevare Zoff. Patetica di fine campionato tra applausi. Esce anche Lombardi ed entra Massa, mentre alla fine del primo tempo Cabrini era subentrato a Cucureddu. Bene, intanto la Juve passa al terzo gol. Prodezza di Verga, questa volta sgusciante e opportunista. L'Avellino forse non meritava un passivo così pesante. Si era afflosciata la squadra sull'onda radio dei risultati che la davano salva, ma ora bisogna guadagnare il punto dell'onore. Va in avanti ed ecco la punizione di Tosetto, il resto non si commenta. È De Ponti che segna. Sembrano contenti, ma gol chiama gol. Tosetto punizione, Alessandrelli non trattiene, ancora De Ponti gol. E allora abbracci e festosità tra i club bianconeri e biancoverdi. Lo stadio è colmo di profondo sud. 3-2, una sconfitta onorevole in casa della Juve. Ma facciamoli contenti i lupi dell'Irpinia. Ed ecco fatto, pallonetto di Massa, in un sospetto fuorigioco senza proteste, anche perché Bergamo ha ben diretto questa sagra dei gol nell'ultima del campionato.